Buongiorno a tutti, mi chiamo Sara Ferrarese, ho conseguito la laurea magistrale in Scienza dello Sport presso l'Università di Udine. Siamo oggi insieme per l'iniziativa Muoversi Conoscendo, uno stimolo all'attività motoria e uno stile di vita sano, grazie al Comune di Udine Città Sane. Iniziamo insieme con il nostro primo incontro in cui andremo a mobilizzare dall'alto verso il basso le nostre articolazioni. Partiamo dalla parte alta, quindi divarichiamo le gambe, rilassiamo le ginocchia e le dita dei piedi. Da qui immaginiamo un filo che percorre la nostra colonna e ci fa crescere alti, salire al soffitto. Quindi un filo ci allunga, collo lungo, orecchie lontano dalle spalle e da qui iniziamo a muovere il collo. Espirando, torsione, ruotiamo il collo verso destra, inspiro, torno, espiro, ruoto sull'altro lato. Movimento lento accompagnato dal respiro. Fuori l'aria quando ruoto, dentro l'aria quando torno. Fuori l'aria quando ruoto. Possiamo compiere questo movimento una decina di volte per prepararci all'attività. Fuori l'aria, dentro l'aria torno. Ora possiamo spostarci e muovere il collo verso l'altro. Espirando, sguardo al soffitto, inspiro, torno al centro. Fuori l'aria, mento verso lo sterno, sguardo giù, dentro l'aria torno. Anche questo movimento possiamo compierlo insieme una decina di volte, lentamente, seguendo il ritmo del nostro respiro. Fuori l'aria sollevo, dentro l'aria torno, fuori l'aria sollevo, senza mai perdere la lunghezza della nostra colonna. Ora da qui muovo le spalle, circonduzioni. Inspiro, espiro, disegno dei cerchi alle pareti laterali in un senso e nell'altro. Altre 5 volte assieme, ogni cerchio corrisponde a un ciclo di respiro. E abbiamo finito con la parte alta. Ora proseguiamo, pieghiamo le ginocchia, paralleli i piedi, parallele le ginocchia, non unitele, non divaricatele troppo, ma a seguire la punta dei piedi. Mani sulle cosce, piccoli cerchietti, espiro e inspiro, fuori l'aria e dentro l'aria. Mobilizzo con movimenti semplici anche il ginocchio e nell'altro senso. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Passiamo alle caviglie, sempre piccole circonduzioni delle caviglie, una alla volta, disegno dei cerchi sempre più ampi, senza perdere mai l'allineamento della mia colonna. E nell'altro senso, quindi altro piede, circonduzioni, inspiro e espiro. 10 movimenti per ogni caviglia possono andare bene per prepararci. Inspiro e espiro. Da qui adesso provo a sollevare un tallone alla volta. Fuori l'aria, punta del piede preme a terra, dentro l'aria torno, tallone al pavimento. Fuori l'aria, dentro l'aria. Alterno, piede destro e piede sinistro. Espiro, sollevo il tallone, inspiro, tallone a terra. Proseguiamo con la mobilizzazione del bacino, mani sui fianchi, espirando, dondolo a destra, inspiro, torno al centro e a sinistra. Piccoli movimenti, quando prendo confidenza con il gesto posso ampliarne la profondità. Inspiro e espiro. Inspiro al centro e espiro a lato. Inspiro al centro, espiro a lato. Ci fermiamo al centro dopo averne eseguiti una decina e andiamo a muovere il bacino avanti e indietro. Fuori l'aria e dentro l'aria torno al centro. Fuori l'aria inarco la schiena e inspiro, torno al centro. Espiro, spingo avanti, inspiro, torno al centro e fuori l'aria. Inspiro e espiro. Ora posso unire i due movimenti e disegnare come un orologio. Inspiro, espiro. Ogni movimento corrisponde a un ciclo di respiro. Dentro l'aria,
con il naso e fuori l'aria con la bocca. Anche qui compiuto 10 circonduzioni del bacino su un lato, posso andare a eseguire in senso opposto, con la stessa modalità. Ogni cerchietto corrisponde a un ciclo di respiro completo. Inspiro, espiro. Dentro l'aria col naso, fuori l'aria con la bocca. Eccoci, per oggi è tutto. Ricordo che questo incontro lo potete trovare sul portale chespettacolo.info. Grazie.